L'unica cosa che mi chiedo è se c'è qualche altra tensione residua. Nel caso si svilupperà in una delle due mani. Una piccola tensione, magari un senso di catalessi nel dito, un po' di rigidità, ok. Puoi immaginare delle corde, dei palloncini che tirano sul braccio, lentamente. Ciao verrà da sé, su, con piccoli scatti inconsci. E nel fare ciò scaricherai tutte le tensioni rimanenti, ma il tuo inconscio farà ciò, mentre la tua mente inconscia fa attenzione ai miei tocchi e alla mia voce. E il tuo inconscio porta su la mano, su, e ciò viene da sé. E mi chiedo se questa leggerezza e rigidità arrivi fino al polso. Puoi darmi un segnale se ciò avviene, sì. Magari si comincia a diffondere fino al gomito. Dal polso puoi immaginare dei palloncini che portano sulla mano. Questa volta sale su verso l'alto e avviene da sé mentre tu fai attenzione solo qui. Il tuo inconscio sa come scaricare qualsiasi tensione rimanente. Ok, la mano è tirata su come dei fili che la tirano su e diventa man mano più rigida e scarica le ultime tensioni rimanenti, così, rigida come una sbarra d'acciaio. Più tocco giù in basso e più diventa rigida. Più spingo qui e più fai fatica a piegarla. Prova ad abbassarla e scopri che diventa rigida come una sbarra d'acciaio, ok? E ora controllo da 1 a 3 e al 3 questo braccio si rilascerà e rilascerà anche l'ultima tensione rimanente. 1, pronto per rilasciare verso il livello A, 2, 3, lentamente come una foglia sospinta dal vento, mentre i tuoi pensieri rallentano.